Il viaggio di questa mattina ci porterà a scoprire persone, storie e mondi fuori dal comune, che però forse per qualcuno potrebbero essere dei mondi familiari. Un viaggio che vede camminare insieme il volontariato, i giovani e le scuole. Tra poco potremo assistere allo spettacolo 1 milione di avventure in viaggio senza paura alla scoperta di Marco Polo. Questo lavoro è frutto di un percorso durato un anno scolastico, ma in realtà il viaggio è molto più lungo perché sono più di 10 anni che esiste questa progettualità che mette in contatto appunto la scuola, il mondo delle scuole e il piccolo rifugio. Infatti questo progetto è proprio possibile grazie alla appassionata volontà del piccolo rifugio di mettersi in dialogo con gli studenti e con le scuole. E questo percorso è un percorso teatrale e quindi oltre alla presenza del piccolo rifugio, della Fondazione Piccolo Rifugio, è imprescindibile avere una guida che accompagni il lavoro di un gruppo teatrale. E allora vorrei chiamare qui con me sul palco le due anime di questa progettualità, ovvero Fondazione Piccolo Rifugio, nella figura di Silvia Tonon, l'educatrice e referente del progetto, e l'anima teatrale, ovvero Silvio Pasqualetto, del Centro Teatrale Lorenzo da Ponte. È difficile trovarne due con lo stesso nome. Grazie Silvio per cavalleria. Prego Silvia. Sì, visto che abbiamo anche lo stesso nome. Beh, allora io parto semplicemente con dei ringraziamenti, perché penso che avete visto come fremono dietro gli attori, sono qui da stamattina alle 8:30, 8:20, quindi lasciamo poi loro come protagonisti. Io volevo ringraziare, partendo forse da chi si nomina meno, volevo ringraziare la Fondazione, nella persona del Presidente, che è venuto su anche quest'anno, del Vicepresidente, quindi al dottor Casagrande e al signor Dino Mulotto, perché l'anno scorso, se ti ricordi, Silvio, abbiamo messo in scena i Promessi Sposi. E i Promessi Sposi, si vede, hanno ispirato il dottor Casagrande, che è venuto a dirci: questo spettacolo s'ha da fare anche il prossimo anno. Quindi abbiamo giocato d'anticipo, un po' a scatola chiusa, e senza avere ancora i fondi, che poi però sono arrivati grazie alla Little Run, che ancora non abbiamo nominato, ma che per il piccolo rifugio, io lo dico, è il polmone della raccolta dei nostri fondi, nella persona di Deborah Denardi, di suo marito, che hanno messo in piedi tutti questi anni questa grande iniziativa, e per la partecipazione di tutti, perché i soldi raccolti ci permettono di fare questo grande progetto. Ringrazio Silvio perché di solito non mi dà mai contro nella scelta dell'argomento. Quest'anno abbiamo preso ispirazione dai 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo e abbiamo messo in scena un teatro itinerante. Cioè, questa è la cosa più difficile, no? Perché un conto è avere una scena statica e un conto è mettere in scena un viaggio. Come educatore, qui mi fermo, per me è stato importante la scelta del viaggio, perché non c'è niente, secondo me, di più formativo di viaggiare. Viaggiare vuol dire lasciare le proprie certezze per andare incontro a un qualcosa di diverso, di nuovo, e questo lo vedrete, si capisce benissimo. Un viaggio è stato anche quest'anno particolarmente un po' difficile, quello che ha portato gli attori delle scuole incontro ai nostri ospiti del piccolo rifugio. Quindi grazie, e grazie a Silvio perché ha messo in piedi tutto questo. Grazie mille a te Silvia. Volevo partire appunto collegandomi al tema del viaggio, no? Il viaggio è sempre quello che ci accompagna ogni anno in questo laboratorio teatrale, è sempre un viaggio nuovo ogni anno.
Quest'anno particolarmente, appunto in occasione dell'anniversario dei 700 anni dalla morte del nostro compatriota famoso Marco Polo, volevamo celebrare questo viaggio perché ha alcuni elementi molto importanti per noi, per le nostre tematiche. È un viaggio appunto alla scoperta in cui si devono abbandonare delle certezze, delle sicurezze, ma particolarmente, ed è incredibile data l'epoca storica in cui è avvenuto, nel 1200, che non fosse un viaggio di conquista alla conquista, bensì un viaggio di scoperta, di meraviglia, di apertura, di accettazione di tutto ciò che è inconsueto, che è diverso. E questo è incredibile, appunto, dato il momento storico in cui è avvenuto, e si sposa particolarmente con tutto ciò che noi facciamo e in cui noi crediamo. Questo viaggio è molto fedele al milione di Marco Polo, infatti L'abbiamo letto. grazie all'aiuto soprattutto di Silvia, di Patrizia, che ci leggeva proprio le pagine ufficiali del milione, siamo stati fedelissimi alla storia originale, naturalmente cercando di metterci un po' della nostra personalità, che vedrete non è poca cosa. Da molti anni io sono onorato e ho il piacere di condurre questo gruppo teatrale. Voglio finire sempre con la parte più importante, quella dei ringraziamenti, quindi mi unisco ai ringraziamenti naturalmente nei confronti di Silvia, del Piccolo Rifugio, scontati ma sempre importanti, di Erika che veramente è una parte fondamentale e l'anima di questo progetto, di Federico Campolalorto, la Tenda TV, che ci accompagna sempre ormai da diversi anni, tutti voi che siete qui presenti, le scuole, l'alberghiero, l'istituto alberghiero Beltrame, il liceo Flaminio, il centro teatrale da Ponte, Lisa che è lì in regia, le maschere, tutti quelli che a vari livelli si impegnano perché questa giornata avvenga e avvenga sempre con successo e con piacere. Ma lasciatemi ringraziare Tommaso Bisagno, che veramente lavora incessantemente e anche adesso credo sia lì che sta adoperandosi perché tutto questo avvenga nelle migliori condizioni possibili, e mi viene proprio da pensare a lui come, se non una delle persone che hanno innescato tutto questo e che comunque continuano ad esserne l'anima. Un ringraziamento particolare va naturalmente ai miei amici che sono qui dietro le quinte, che ormai sono dei veterani del palcoscenico, gli ospiti del Piccolo Rifugio, che stanno cercando di dare un po' di coraggio invece agli studenti che, tranne Francesco appunto, sono tutti dei novizi. È la prima esperienza teatrale, quindi anche per questo hanno bisogno di un grande incoraggiamento. Però voglio dedicare proprio a loro, a tutti gli studenti che in quest'anno ci hanno accompagnato in questo viaggio meraviglioso, un ringraziamento particolare. Particolare perché, ripeto, loro hanno affrontato due tipi di sfide: quella teatrale come prima esperienza, e non è facile con un rompiscatole alla guida come me, e quella umana di volontariato, che, ripeto, può sembrare una cosa scontata, ma non lo è all'inizio, pensando soprattutto all'età in cui la vivono e all'apertura con cui da subito si sono messi a servizio degli amici del Piccolo Rifugio. Io quest'anno veramente, particolarmente, ancora di più degli altri anni, mi sono commosso nel vedere come da subito si sono innescate delle relazioni, degli affetti, si vogliono bene, si abbracciano, si supportano, senza bisogno di forzature o di consigli. È una cosa veramente che fa ben sperare rispetto alle nuove generazioni. Molto spesso si parla, no, in maniera negativa, invece io credo che ci sia un radioso futuro nelle mani di questi giovani. Quest'anno purtroppo eravamo un pochettino meno, gli studenti del Piccolo Rifugio erano un pochettino meno, quindi ancora di più si sono impegnati. Abbiamo avuto una difficoltà alla fine, e vorrei appunto citare Andrea Saulle, che sicuramente
è stato una delle anime, delle colonne portanti di questo progetto, uno studente, ma non uno studente qualunque, veramente uno che ci ha sempre messo l'anima per questo progetto. Purtroppo a meno di 2 settimane dalla messa in scena non ha potuto partecipare per un impegno scolastico lavorativo importante. E quindi noi ci siamo trovati 10 giorni fa senza una delle colonne portanti di questo progetto teatrale, e quindi voglio ringraziare ancora di più questi ragazzi perché non hanno battuto ciglio, si sono redistribuite le parti e vedrete, devono fare tanto. Quest'anno abbiamo alzato l'asticella, è uno spettacolo difficile perché è itinerante, si muoveranno molto, e si sono redistribuiti e cercheranno, vedrete sul palco, di come dire, far fronte a questa nuova emergenza in una maniera veramente brillante. Quindi per questo io sono veramente orgoglioso, felice e onorato di aver condiviso questo viaggio con loro, li ringrazio tantissimo e auguro a tutti voi un piacevole spettacolo. Grazie. Entriamo dopo. Me la pagherai. Vieni Lara, vieni Manu, se andiamo a farci un bel idromassaggio. E perché? Che bello idromassaggio. Splendida giornata, è stato il momento giusto di abbronzarsi e di prendere il sole con un po' di crema. Vieni, facciamo che giochiamo a palla. Ok, arrivo. Ragazzi, ci sono anch'io. Vieni, che giochiamo tutti insieme. Ehi, guardate! L'istruttore! Guardate che stile! Il mio stile libero! Paolino, come si nuota, Paolino? Così? Sì! Adesso vai. Vedo che te la fai. Te la fai la tua vedo che te la fai. Andiamo avanti. Ragazzi, basta! Io sono stanco, andrò a riposarmi a bordo piscina. Vengo anch'io. Finalmente che avete capito che è una cosa saggia rilassarsi e prendere il sole. Che noia, andiamo a giocare tutti in piscina. Ma io sono stufa di soliti giochi. E vediamo un gioco nuovo. Ma che gioco? Marco Polo. Allora, ve lo spiego io. In pratica si entra in acqua, uno dei giocatori chiude gli occhi e inizia a cercare i suoi compagni dicendo Marco e gli altri ripetono Polo, così che possono essere trovati. Quindi è una specie di mosca cieca?
Circa, ovviamente è in acqua, e quando il cercatore dice Marco, gli altri sono obbligati a dire Polo. Andiamo sicuro. Beh, hai ragione Sandra, ma dai, non fare la fifona. Nella vita bisogna pur prendersi qualche rischio. Vi faccio vedere io, chi gioca con me? Chi fa il primo Mauro? Grande Mauro, mi raccomando, chiudi gli occhi, inizia quando vuoi. Marco! Vado! Marco! Vado! Marco! Vado! Oh no, mi ha preso! Adesso mi dispiace Francesco, ma sei tu il nuovo Marco. Scappa Mauro! Vado! Vado! Mannaggia, mi ha preso. Che bel gioco, che bel gioco, che bel gioco. Sì, che bel gioco. Ma alla fine, chi è questo Marco Polo? Forse vorrei dire chi era. Ah sì, chi era? Era un ragazzo di 15 anni, figlio di un ricco mercante di Venezia, che partì con il papà e lo zio Niccolò e Matteo per girare tutto il mondo con le sue merci, sete, spezie e gioielli. Che bella storia! Anche mio papà fa il commerciante. È partito proprio ieri per Trieste, vero mamma? Ma Marco Polo è in Cina. Vabbè, anch'io l'anno scorso sono stato in Cina. Sì, ma tu sei andato in aereo. E lui invece? Ai suoi tempi mica esisteva l'aereo e i viaggi erano molto più lunghi. Pensa che il suo è durato 26 anni. Quando sei andato? A metà del 1200. Ah, sì, me lo ricordo. Era lui quello che ha scoperto la Cina. Ma no, cosa dici? Ci sono stati altri prima di lui. Ma lui è importante perché ha scritto un resoconto dettagliato nel suo viaggio in Katai. In Katai? Ma non avevate detto che era andato in Cina? Sì, ma una volta la Cina si chiamava così, Katai. Potevi dirmelo prima, no? Dicevo, ha scritto un resoconto dettagliato dei suoi viaggi esotici e delle sue scoperte, chiamato Il Milione! Allora lo sapevate! Sì, così. Diciamo che quella era la parte di storia un po' più noiosetta da studiare a scuola. Che disperazione! Dicevo, prima di arrivare alla corte di Kublai Khan... Dove? Cosa? Al Khan! Io ho paura del Khan! Bobby! Ah no! Il Gran Khan! Era il titolo dell'imperatore! Dicevo, ha scritto un resoconto del suo viaggio in Katai e mentre ci andava visitò... l'Armenia minore e maggiore, dove ha visto il monte Ararat. Guardate lassù, guardate. Alla sommità del quale si dice che si fosse incagliata la biblica arca di Noè. E nel prosieguo del suo viaggio si imbatté in una misteriosa fonte di olio naturale. Olio! Avevo giusto fame. Così posso condire la mia pasta aglio, olio e peperoncino. Se famo due spaghi? No, non era olio alimentare. Per citare le parole di Marco Polo, ivi v'è una fonte ove surge tanto olio in tanta abbondanza che 100 navi se ne caricherebbero alla volta. Ma egli non è buono a mangiare, ma sì a ardere. Quindi abbiamo mangiato petrolio! Pasta, olio e petrolio! Dopo le meraviglie dell'Armenia, i 3 intrepidi esploratori proseguirono il loro viaggio all'interno della Persia, dove attraversarono le selvagge montagne del Kurdistan.
Che fatica, vecchio! Che fatica scare montagne. Oh, streghetto, sei difficile. Non sei mio come me nascondo, eh? Arrivarono poi a Tabriz, dove rimasero affascinati da... Guarda che bel tappeto. Wow, bellissimo questo tappeto. Bellissimo. Guardate che bei tappeti. E il prezzo? Tanti skate. Uno. Ancora. 2. Ancora. 3, 4. Basta. Li sovrani tappeti e li più belli del mondo. Con tutto quello che costa. Dopo Tabriz, i tre fecero tappa a Yazd, città molto bella e ricca, dove si allevavano I migliori falconi. E gli più volanti del mondo. Non mancarono però le insidie del lungo viaggio di Marco Polo. Per esempio, ad un certo punto fu costretto a fermarsi per alcuni mesi sul monte del Malazam per riprendersi da una malattia. Quella terra era ricca di pietre preziose, soprattutto di rubini, che venivano estratti in grandi quantità, ma che era vietato esportare pena la morte! Attraversarono poi a dorso di cammello il deserto dei Gobi. Per non correre rischi, decisero di unirsi ad una carovana. Venite gente, unitevi a noi. Venite, venite. Che all'improvviso venne attaccata dai predoni! Per fortuna i nostri eroi riuscirono a rifugiarsi in una città vicina. Attenti. Alti. Guardate, la guardia imperiale. Seguiteci. Ci è stato dato l'ordine di portarvi dal magnifico Kublai. Guardate il magnifico palazzo di Kublai Khan. Guardate, che magnifiche colonne. Dorate e decorate, vi ballano perfino le odalische. Ammirate i meravigliosi giardini del Gran Khan, pieni di cervi, di daini. E di cavalli al galoppo.
Martina. Guardate che strani stregoni, devono essere i famosi Pans. Che strano rito stanno facendo. Ma cosa fanno? Gettano in aria il latte delle cavalle come buon auspicio. Ise strani sti banzi. Peso dei ciosoticio. Guardate queste splendide anfore magiche che si riempiono da sole e volano in aria davanti alla tavola dell'imperatore Kublai Khan e della sua moglie l'imperatrice. Io sono Kublai. Benvenuto Marco Polo. Io sono Kublai. Tu sarai il mio ambasciatore. Allegria. Io sono la regina di Katai. Wow, la bellissima regina dei Katai. Oh, finalmente l'avevo catala. Vabbè, lasciamo stare. Siamo al vostro servizio, Kublai Khan. Dopo 3 lunghi anni, i Polo erano finalmente arrivati in Cina. Vieni Marco Paolo. Mi faccio vedere il mio regno. Forse non si è capito, Marco Polo. Ti farà vedere il suo regno. Per il giovane Marco, ormai 21enne, si aprirono le porte dell'impero di Kublai Khan, che imparò a conoscere Amenadito. Appena 21enne, non tardò ad essere nominato ufficiale governativo. Per volontà di Kublai, i Polo rimasero in Cina per ben 17 anni. Guardate gli allevamenti dei famosi bacchi da seta. Ma cosa fa lì? I compra la seta con della carta? Siamo queste banconote. E li ha inventate qui. Le pratiche delle monete. Sarà, mi preferisce i schede ferro, se meglio per pagare le ombre ai bancari. Dopo, alla fine, finalmente Kublai gli permise di tornare a casa. Marco. Potevi andare a casa. Grazie. Buon. È ora di tornare a casa. Aspettate. C'è la bellissima principessa Cuncincita che viene con voi. Ma no, guarda che non siamo Cocincita. Non siamo in Brasile, siamo in Cina, non siamo Cocincina. Ah, ma io dicevo la bellissima principessa amorosa di Marco Polo. Coincita. Coincina. Io ti porterò a Venezia e nel mio cuore. Oh, guardate che immensa nave!
Ma no, guardi, che qua non sono niente il canale di Venezia. Riproviamo. Every night in my dreams. Per carità, quello che andar de notte c'ho dai po'. Ma proprio al Titanic che porta anche sfiga? Tre esploratori salparono verso il Golfo Persico su una flotta di 14 giunchi. Iniziava così un viaggio per mare che non avrebbe avuto nulla da invidiare a quello che anni prima avevano fatto via terra. Issate la vela a destra! Uffa! Comigo da fare! Attenzione, attenzione, sta arrivando una bufera, una burrasca. Andiamo, fioi! Cosa vuoi che sia una burrasca per noi altri? Noi siamo veneziani. No altri, le burrasche insieme a colazione con un paio di sarde in sahor. Dopo aver costeggiato la Malacca, arrivarono a Sumatra, dove furono costretti a fermarsi per 5 mesi a causa di venti contrari. Poi toccarono i porti dell'India e di Ceylon, che Marco Polo dimostrò di conoscere bene per esservisi già recato nel corso di una precedente missione governativa. Guardate, ecco l'India! E di là, il cotone! Là, guardate, che magnifici unicorni! Zanzibar! Attenti, veloci cannibali! Mamma, sono scappati, sono via di corsa, vai! Marco, mai che ci sono andati? Le giraffe! Gli elefanti! Dopo 18 mesi la flotta giunse finalmente a Hormuz. Avrebbero trascorso un altro anno e mezzo in Persia prima di intraprendere l'ultima parte del viaggio, che li avrebbe riportati, dopo una sosta a Costantinopoli, fino in Italia. Era il 1295 e i Polo mancavano da Venezia da ben 26 anni e viva! Wow, ragazzi, che bella questa storia di Marco Polo! È la storia! Mi sono innamorata! Di che ti sei innamorata? I viaggi di Marco Polo comunque! Già, il nostro Marco Polo è stato proprio
Perché ragazzi non ci tuffiamo e giochiamo ancora a Marco Polo? Sì, perché non torniamo e giochiamo a Marco Polo? La prova. Ringraziamo tutti gli attori e le attrici di questo anno. Monia Segato, Deborah Denardi, Francesco Darè, Paolo Fabretto, Sandra Gaiotti, Francesco Collet, Manuela Gerotto, Patrizia Marcon, Miriam Oliva, Ivo Colomberotto, Lara Castagner, Luca Pilat, Mauro Bozzon, Francesco Piccolo, Maria Antonietta Zanette, Angela Dalmas, Irene Tommasi, Andrea Saulle. Spero di non aver dimenticato nessuno. E un altro grandissimo applauso per questo gruppo meraviglioso. Tra gli amici presenti oggi, l'avevamo citato prima, ma adesso lo abbiamo qui in carne e ossa, un'altra colonna portante del progetto che ci consente ogni anno di entrare in relazione con voi, ragazzi e ragazze, il professor Giorgio Fornasier. Io ringrazio ovviamente gli ospiti del Piccolo Rifugio perché danno ogni anno la possibilità a studenti delle scuole di Vittorio Veneto di organizzare uno spettacolo come questo, dove serve tanto tempo e tanta pazienza, molto di più di quello che vediamo qui sul palco, quindi serve tutto un anno di preparazione. Quindi ringrazio della possibilità e dell'opportunità per i ragazzi di crescere, di fare un'esperienza che cambia e forma la vita. E ovviamente
ringrazio questi ragazzi perché danno a noi la possibilità di vedere che con fatica possiamo arrivare a fare tante cose, quindi è un grande viaggio effettivamente. Quindi fate di nuovo un grande applauso e speriamo di poter vedere presto i frutti di tutto questo. Bene, allora ancora un ringraziamento alla Fondazione Piccolo Rifugio, grazie veramente a tutti voi e sicuramente ci rivedremo qui il prossimo anno e magari sopra questo palco, chissà, potrebbe esserci anche qualcuno che oggi è seduto tra il pubblico. Noi sapete che siamo sempre disponibili ad accogliervi. Grazie a tutti.